Si è insediata oggi, 13 gennaio 2020, come nuovo segretario generale della città metropolitana di Genova, Concetta Orlando. Dottoressa Orlando, un ruolo di prestigio che segue un'esperienza ventennale negli enti locali. Sono entrata in servizio nel 97, ho fatto vari comuni nel Piemonte e poi mi sono trasferita in Liguria nel 2010, sia nella riviera di Levante che in quella di Ponente. Adesso sono contenta di essere approdata a Genova, in città metropolitana, che sia come città è una città che mi piace, ma anche interessante il ruolo delle città metropolitane nonostante il taglio che hanno subito. Secondo me ci sono delle funzioni importanti di area vasta che vanno presidiate e la funzione che ha svolto la città metropolitana di Genova anche quando era provincia è stata sempre di grande supporto al territorio e ai piccoli comuni ed è un ruolo che gli viene riconosciuto. Ecco perché sono comunque contenta di poterne fare parte, di poter anche fare la mia parte. Ha già conosciuto il sindaco metropolitano Marco Bucci? Sì, lo conoscevo da quando era in Liguria Digitale e adesso avremo modo di approfondire la conoscenza anche sui temi amministrativi, quindi abbiamo già avuto qualche scambio di idee e confido che lavoreremo bene assieme. Mercoledì prossimo debutto in conferenza con i 67 sindaci e consiglio. Sì, un bel debutto di fuoco. È ovvio che è un'esperienza diversa rispetto ai consigli comunali che sono più semplici per certi versi, mentre in città metropolitana c'è questa complessità del processo decisionale derivante dalla conferenza dei sindaci, quindi di 67 comuni, però ci sta, nel senso che è ovvio che essendo un ente di area vasta e diventato di secondo grado, ci sta a confrontarsi con questa complessità decisionale. Poi siamo in una fase particolarmente delicata di approvazione del bilancio e vedremo, sarà veramente un battesimo di fuoco. Ha una formazione che ama aggiornare ed integrare continuamente, recentissimo un suo master in Bocconi. Reputa pertanto importante l'aggiornamento e formazione di chi lavora nelle PA? Assolutamente, è un mio cavallo di battaglia quello di investire sulle persone, perché secondo me fa recuperare anche la dignità del lavoro pubblico, insomma essere sempre non solo aggiornati ma anche formati sui temi nuovi, sulle richieste che la società fa alla pubblica amministrazione. E quindi è necessario un processo di continua evoluzione e formazione, quindi è mio solito investire nella formazione negli enti in cui sono stata, credo di promuoverla anche in città metropolitana.